Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Max del Papa che dovrebbe essere, vedo, anzi è, non dovrebbe essere Sì, ma che è è, ribaltato. è ribaltato come naturale che... Madonna, Oh, scusate, ma che succede? adesso arrivo. Che No, st- ma è una roba ti allucinante stai perché trepiedando. Max del Papa si sta sì, ma non riesco trepiedando. però. E, Ma intanto non buongiorno. riesco perché è un casino. Ma come, Vai, vai, tu vai, come diceva parla, parla, ma come riempi. diceva il nostro amico, che te frega, capisci? Era un grande amico. No, vediamo di recuperarlo per una puntata della nostra trasmissione, della nostra auto da fè. Allora, oggi, Max, parleremo particolarmente dalle 10:30 in avanti Sì, se riusciamo. con altri due ospiti di un argomento che sembrerebbe riservato, diciamo così, ai cultori della burocrazia leguleia italica, cioè una delibera niente po' di meno che dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Sì, in sintesi AGCOM. La delibera è la 197/25, è fresca fresca, e istituisce il codice di ce l'ho condotta fatta. rivolto agli influencer cosiddetti, in realtà a tutti coloro che diffondono contenuti che abbiano carattere, virgolette, giornalistico, di informazione, eccetera, su internet, sui vari canali social di internet, attraverso le piattaforme Sì, internet che conosciamo tutti, da YouTube agli altri social. Soprattutto però, secondo il nostro punto di vista, dà una bella legnata alla libertà di espressione, alla libertà. Di questo discuteremo con Andrea Lombardi, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno già conosciuto in passato, che non essendo giornalista, e questo è un inciso causale, siccome non è giornalista, fa un ottimo lavoro giornalistico con il suo canale YouTube, Andrea Lombardi, lo trovate facilissimamente, e tra le altre cose ci sono anche un blog, una pagina, un profilo Instagram e una serie di indirizzi attraverso i quali ci sono i link che supportano le trasmissioni che Andrea Lombardi fa su YouTube, molto interessanti, sempre dove si occupa di attualità, di politica, di tante altre cose. Le abbiamo parlato con lui un paio di volte, parleremo con lui ancora alle 10:30, perché sul post della pagina Facebook di Radio Libertà che introduce questa trasmissione, scrollando in giù potrete recuperarlo. C'è una sua trasmissione recente, una trasmissione recente di Andrea Lombardi, di un'ora e mezza, per chi volesse documentarsi, nella quale ripercorre passo passo la delibera in questione, con tutta una serie di richiami, perché come tradizione italica, Max, queste delibere, questi atti amministrativi non sono facili da leggere per niente, sono complessi, mm, complicati e richiamano, in questo caso fondamentalmente, a un testo unico. Il testo unico in materia di servizi media audiovisivi si chiama TUSMA in sintesi, lo trovate su Norma Attiva, lo trovate anche sul nostro post sulla pagina Facebook della radio. Abbiamo messo tutti i richiami legislativi, la delibera dell'autority, che letta di per sé non vuol dire niente, perché dovete leggervi anche l'allegato A e l'allegato B. Si fa una fatica della Madonna e Andrea Lombardi in questa trasmissione che ho linkato pure nel nostro post sulla pagina di Radio Libertà, sulla pagina Facebook, spiega passo passo perché fa quello che farebbe una persona normale, si mette lì e cerca anche di capire i rimandi legislativi, cioè l'allegato A rimanda fondamentalmente al testo unico, è una legge, un decreto legge, anzi un decreto legislativo per la precisione dell'8 novembre del 21, il numero mm. 208, che costituisce l'ossatura di questi due provvedimenti. In soldoni, Max, tu ci hai fatto un pezzo veramente fantastico sul Fureo, poderoso, sul tuo blog appunto, ci entri dentro anche tu, in questa nuova regolamentazione. Ci entra dentro chiunque, anche un giornalista professionista che ha i suoi profili social, ci entra dentro, ma anche le cosiddette celebs, no? Le celebrities o chiunque abbia un profilo pubblico. Mm. Poi ci sono nel profilo pubblico quelli che lo usano alla Ferragni o giù di lì e quelli che lo usano appunto come Andrea Lombardi per fare informazione, per fare dibattito, per creare discussione in maniera pregevole. Però tutti ci cadono dentro, purché soddisfino due condizioni in alternativa. O hai 500.000 follower su uno qualunque dei tuoi canali, e il che ti obbliga a osservare le nuove regole su tutti gli altri, o hai al mese 1 milione circa di visualizzazioni, che sembrerebbe una cifra elevata, ma non lo è per nulla, perché non è difficilissimo avere 1 milione di visualizzazioni cumulate in un mese.
soprattutto per chi fa questo mestiere in maniera professionale. Poi professionale vuol dire lo fa costantemente, quotidianamente, e magari ci campa anche. È circolata in rete questa cosa, ma queste nuove regole così draconiane si applicano anche a chi non guadagna nulla? Sì, in teoria sì, perché la delibera non pone come criterio se tu ci guadagni o quale soglia di guadagno devi avere, ma soltanto quanti follower o quante visualizzazioni fai. E questo è un punto. Tra l'altro, in sintesi, che cosa succede? Succede che il testo unico, che è un decreto legislativo, cioè una legge appunto, il testo unico viene applicato pari pari non solo a Rai e Mediaset e alle testate giornalistiche ufficiali, registrate, eccetera, per le quali sostanzialmente è nato, no? Perché il testo unico si occupa di servizi media audiovisivi. Per capirci, Rai Mediaset è da lì a scendere. Tutta questa bella roba qua viene applicata ai singoli individui che aprono il loro profilo su uno dei canali a disposizione su internet, sui social. Quindi le disposizioni che valgono per le corazzate, appunto, tipo Rai, Mediaset, testate giornalistiche, vengono pari pari applicate al singolo che diventa editore di se stesso e se non rispetta queste regole, che poi vedremo sommariamente, ma sono praticamente un sacco di regole e di obblighi, l'editore di se stesso deve pagare multe colossali, perché andiamo da 30, 40, 50 o quello che è 1000 euro fino a 600.000 euro per ogni singola contestazione. La cosa che mi ha colpito, poi magari parliamo un pochino del tuo articolo, no? Perché tu prendi spunto, Max, da questa vicenda per trarne una morale più generale, uno spunto di riflessione più generale. Ma la cosa che mi ha colpito è che, allora, tu entri in un campo che è quello mitico, no? Mitologico dell'articolo 21 della Costituzione, cioè la libertà di espressione garantita a tutti. Allora c'è una legge, quel famoso decreto legislativo, che diciamo mette insieme una serie di prescrizioni per chi offre servizi media audiovisivi e radiofonici, le testate grosse, Rai, Mediaset, quelle che dicevamo prima. È ok. E se uno trasgredisce, eventualmente c'è una contestazione, te la vedi in tribunale, come è normale che sia, attraverso la testata, l'editore, il direttore responsabile e via dicendo. E questo è un mondo. Applicare tutta questa roba qua ai singoli cittadini e ai singoli individui vuol dire che tu gli stai chiudendo la bocca a questi qua, no? In soldoni. E gli stai chiudendo la bocca attraverso un provvedimento amministrativo. Ora, ieri sera parlavo con un avvocato. La questione non l'abbiamo risolta con una chiacchierata, però si pone secondo me un bel grosso problema. Non so come la vedi tu, Max, poi entriamo nel tuo articolo. Ma come fai con un atto amministrativo, qual è quello dell'autority, punto primo, a normare una questione che ha rilievo costituzionale, perché la libertà di espressione è normata dalla Costituzione, giusto? Punto primo. Punto secondo, come fai a stabilire che se tu sei Mediaset, Rai, Radio Libertà e tutto il resto, te la vedrai magari in tribunale, secondo le norme del decreto legislativo? Se tu sei Pinco Pallo, Max del Papa, Giulio Cainarca, Andrea Lombardi, te la vedi da solo, ti do la multa, non vai in tribunale, ti do una multa, dopodiché tu puoi contestarla, ma devi fare ricorso al TAR, ti sveni, tiri fuori un sacco di soldi e non sei affatto certo di avere ragione. Anzi, è come quando prendi la multa per il divieto di sosta, 9 volte su 10 te la pigli in saccoccia, 99 volte su 100 e paghi, fine. Il concetto è uguale. Allora, come puoi trattare sulla base di regole o prescrizioni identiche due soggetti in maniera così difforme? Allora, uno va a finire nel canale normale, ti denuncio, casomai tu abbia non rispettato il decreto legislativo sui media audiovisivi, ti denuncio, vai in tribunale, vediamo chi ha ragione. Nell'altro caso invece io non ti denuncio per niente, ti dà una multa, ti stronco perché ti do da 30 a 600 mila euro e poi te la vedi tu. Senza considerare il fatto che uno davanti a un apparato, diciamo, normativo barra repressivo di questo genere ci pensa 3 volte prima di dire una cosa a sto punto, no? Cioè, quindi lo affronti alla radice il problema, gli metti il bavaglio all'origine. Ora sarà molto interessante affrontare questo argomento e di questo devo ringraziarlo con Massimiliano Capitanio, che è uno dei componenti dell'Autorità per le Comunicazioni, che devo dire, avvertito all'ultimo, perché abbiamo messo insieme la trasmissione per completo proprio ieri, all'ultimo, mi ha dato l'ok a intervenire tra un quarto d'ora, 20 minuti, quindi alle 10:30 sarà con noi.
Sarà interessante capire da dove nasce questa cosa qua. Perché viene affrontato questo tema? Perché non mi possono dire della Ferragni, no? La scusa sarà quella della Ferragni, che ha fatto casino con le sponsorizzazioni e via dicendo. Ma qua andiamo ben oltre le ferragnate. Qua andiamo, secondo me, a tacitare la libera espressione. Non so come tu la vedi, la vedi così, lo so perché ho letto il tuo articolo, però ti lascio un commento innanzitutto. Poi magari parliamo di questo pezzo che trovate su Il Faro di Max del Papa.altervista.org, di cui sei direttore e vice direttore, il tuo blog, che rischia però di finire in quell'orbita qua. Ah, non c'è dubbio. È una porcata. Questa è una porcata voluta da molti anni dalla sinistra, infatti la GCOM è stato nominato dalla sinistra, però adottato sotto un governo di destra. È una porcata liberticida e del tutto così repressiva, un po' per far soldi, ma soprattutto per mettere la mordacchia. La Ferragni non c'entra niente, non rischierebbe niente questa roba, è un pretesto. Mentre invece, se io faccio questo gesto qua, cosa sto facendo io? Pubblicità che caffè. sto facendo? Neanche, sto bevendo una tazzina di caffè. Basta il primo coglione che dice no, il caffè è diseducativo perché per i giovani è più 600.000 euro. Cioè, qui oltre all'intento repressivo, che è lo stesso del Covid, eccetera, c'è anche l'intento moralistico educativo. Cioè tu fai solo quello che io, Stato, ti dico che puoi fare. Quindi, se io parlo a favore di Hamas, non rischio niente. Se io mi esprimo a favore di Israele, sono 600.000 euro. Sì. Se io parlo a favore della pornografia o della pedofilia, non rischio niente. Se io dico che il vaccino mi ha fatto male, sono 600.000 euro. Dobbiamo andare avanti così. Lo decide l'autorità, il garante di sto cazzo. Lo decide la politica, che da destra e sinistra non ha più nessuna distinzione. Io rileggo costantemente un libro di Giorgio Bocca, Il padrone in redazione. È uscito nell'89. All'epoca il padrone in redazione era pubblicità. Oggi è tornata il potere, la politica. Perché la politica, che è uno strumento della finanza, sforna e applica le leggi repressive in favore del mercato della finanza. Però la politica è anche un bene rifugio, ci vogliono entrare tutti. La politica è quella che ti dà i finanziamenti per i media, per i giornali, per le testate. E la politica decide. Quindi la politica decide che cosa io devo o non devo fare. Questo provvedimento va letto in abbinata con la misura che nella legge finanziaria, nella manovra di bilancio, tende ad aumentare il prezzo delle sigarette di 1,5 euro nei prossimi 3 anni. Perché? Ovviamente per fare i soldi, però la motivazione addotta è ancora più sconcia, è per educare a non a rinunciare al fumo. Lo Stato mi deve educare. E naturalmente quando poi si va in giudizio, si viene giudicati su questi aspetti moralistici e ipocriti da chi? Da una casta giudiziaria che insieme a una certa parte dell'informazione non si fa scrupolo a taroccare completamente i vivi e i morti, a far dire a Falcone e Borsellino cose che non hanno mai pensato. E secondo te noi abbiamo quali diritti di fronte a questi qua? Ma questi sono una roba ignobile. Ecco, tu hai gente parlato, che usa pure i morti. Tu hai parlato siamo nelle mani di Cristo, che però si fa i cazzi suoi pure lui. Hai parlato di monitoraggio cinese sui produttori di contenuti via social e di, e di riedizione della famigerata legge Zan, che non è diventata legge ma ritorna attraverso questo provvedimento del garante. Certo. Tra l'altro, se uno si guarda, invito coloro che ci stanno seguendo, se hanno voglia, a sfruttare il link che vi dicevo, i link che vi dicevo prima, essere presenti nel nostro post su Facebook di Radio Libertà, perché trovate i richiami ai due allegati, perché poi la polpa della questione si trova nei due allegati. Da lì capite quanti e quali obblighi deve avere il singolo individuo
per poter Puoi più far pubblicare niente. qualcosa, non può più far nulla, perché deve rispettare una serie di principi, pena multe stratosferiche, perché caro Max, se a me e a te ci danno una multa anche soltanto da 20 o 30 mila euro siamo rovinati. E quella è una multa per un'eventuale violazione. Se tu ne fai 3, 4, 5, a parte sei rovinato materialmente, ma non le fai più, questo è il punto, cioè ti mettono nella condizione di non poterlo più fare questo lavoro qua, no? Devi E rispettare i infatti si torna a principi, parlare solo di gossip. ecco, di Ti correttezza fanno parlare nell'informazione. solo di cazzo figa, ti fanno parlare delle borse, della Ferragni, dei Pandori. Su quelli non rischi niente. No, c'è l'elenco che poi è l'elenco dei principi del famoso decreto, il testo unico sui servizi media audiovisivi. Se tu devi rispettare tutta quella roba lì, tu prima di pubblicare anche soltanto 2 minuti sul tuo canale, dovresti avere uno studio legale alle tue dipendenze che ti dice cosa puoi dire, cosa non puoi dire, la sintesi di quello che puoi dire e che non puoi dire è che è meglio non dire nulla. È meglio parlare del tempo, del Milan forse già diventa pericoloso, perché se qualcuno, diciamo, osserva che tu stai facendo aizzando l'odio contro gli interisti, ti può denunciare. Non è una cazzata questa, Sì, può quello, essere. oppure bisogna decidere se il Milan è di destra o di sinistra. Mm. Se è di sinistra puoi parlare. A me dispiace che questa roba qui la prende un governo, dispiace, non me ne frega niente, però noto che questa roba qui, totalmente liberticida, la piglia il governo di No, destra. attenzione, loro ti possono dire che col governo non c'entra nulla l'autority, perché l'autority è un organismo indipendente. Mm? Se uno va a guardarselo Dai, sul dai. sito, sono 4 componenti, di cui uno è il nostro Sì. Massimiliano Capitagno che sarà con noi tra poco. Eh. 2 tecnici o bar pseudotecnici che arrivano dal mondo delle istituzioni, Camera dei Deputati, Senato, eccetera, così come il presidente Giacomo La Sorella che è stato nominato dal governo Conte 2 nel 2020. Ecco. Ed è Quindi? un funzionario della Quindi Camera dei questo governo Deputati qua di che fa? lungo Se ne corso. lava le mani? Siccome il presidente dura 7 anni, il signor presidente dell'autorità per le comunicazioni sta fino al 27. Quindi Sì, diciamo e questi non dicono niente, sta dai, fino su. a quando E questi finisce. non dicono niente, Ma però. ecco, e questo è il Questi che punto. fanno? Allora, Dirottano i soldi per i funzionari della Farnesina, fanno affari spiccioli, non dicono niente, non si bloccano, non si mettono in mezzo, non parlano, no, ma perché sta infatti bene a tutti. questo è il Perché la punto. concezione del potere come calato dall'alto, come autoritario, come repressivo sta bene a tutti, sono tutti d'accordo. Oggi sui giornali c'è che la Schlein e la Meloni hanno elaborato insieme una legge, un'amenda alla legge sulle violenze, sulle donne. Basterebbe applicare quelle che ci sono, invece bisogna, quando si scopre il consenso informato, mentre sei lì che ti fai una scopata devi firmare il modulo, tutte le robe, pene fino a 12 anni, e si considera pure lo stato di debolezza di quella quando ha acquistato il consenso, che però era debole. Io faccio notare solo che una che in Sicilia ha mandato in galera 7 perché hanno detto che l'avevano violentata tutti insieme, poi è andata alla Zanzara di Cruciani e ha detto ma che volete? Ha aperto un sito porno, si vanta di fare il porno, fare le orge, ha detto che volete? Sì, mi sono inventata tutto, però all'epoca ero debole. È diventata un personaggio della Zanzara. Quindi questi stanno in galera, giustamente, perché, per carità. Però il presupposto è che questa si è inventata tutto, poi ha detto ero debole. Questo profilo si ritrova anche nelle leggi che ha fatto la Schlein con la Meloni che un'altra volta chiacchiera, ma si è abbassata completamente, diciamo, la guardia o le brache No, di ma il fronte a quello che problema, voleva il la problema, sinistra. Qui il è problema, tutto un fare quello che vuole la sinistra con l'avallo della destra. no, ma il punto è, tu hai colto, secondo me, leggendo il tuo articolo, lo consiglio anche a chi ci sta seguendo su il faro di Max del Papa, altervista.org, lo trovate in apertura, cioè tu hai colto Punto org. Punto .org di cui sei direttore, nonché vice direttore, e no, ma adesso c'è poco da scherzare perché lo dovrai essere veramente, tu diventerai un editore come tutti gli altri, no? Come la RAI, come E poi paghi Mediaset. altre tasse, Mm. paghi altre cose. E ti devi iscrivere Questa nel registro. burocratizzazione di Ecco, tutto, il questo è il registro, gli ecco, albi, cazzi. questo è il punto. Tu hai colto questo nodo che secondo me va in antitesi rispetto a quelli che dovevano essere i principi liberali, di liberalizzazione, di Liberali, sì, rispetto come della no. proprietà La privata, Meloni è liberale, dell'individuo. come no. Ah, Questo lo possono dire quei tre che no, ancora la leccano. il problema è che tutto va, come tu scrivi, e io sottoscrivo, regolamentato, sorvegliato, multato, Sì. burocratizzato, in sintesi complicato.
Sì, ma poi dico un'ultima cosa, poi non parlo più. No, Perché parla, perché non devi non parlare si più? può vivere così. Cioè, perché mi sono stufato? Perché questa roba in realtà noi sappiamo perfettamente che i giornali, i media, entri solo se sei messo lì dal mamma santissima politico di turno, il Certo. capo bastone, il capo di partito. Gli altri devono rifarsi una vita in modo loro. Se tu gli complichi la vita, non gli permetti di farla, gli dai delle multe da 600.000 euro, gli dai una burocrazia che li strangola, questo cosa vuol dire? È tornare a rifluire sempre sotto il potere politico che, se sei abbastanza servo, ignobile e leccaculo, forse ti mette in qualche giornale a farti sfruttare, se no manco quello. È il continuo tornare al primato della politica, anche nell'informazione. Questo è fascismo. Però la sinistra in questo caso non lo dice, No, perché che l'ha fatto lei. perché qui c'è un sentire Allora in questo omogeneo. caso la sinistra non dice che la Meloni è fascista, perché adotta una cosa che voleva lei, però a me sta Ecco, roba fa schifo, no? te fai anche una previsione che passerà anche quella allucinante, tu la definisci, educazione sentimental sessuale Ma nelle non c'è scuole dubbio. per non far torto al cecchettin. Ma non hai sentito ieri Valditara come isterico, come piagneva, si discolpava, si scusava? No, non è vero, noi No, abbiamo non l'ho fatto più sentito. degli altri, Non più di non voi. l'ho sentito veramente, Poi Max. hanno detto che lui era maleducato, in realtà ci ha avuto una crisi isterica perché cercava di discolparsi, di dire non è vero, perché mi trattate così, perché ci trattate così? L'educazione sessuale nelle scuole ci va di più. Vabbè, devono far fare la firma ai genitori, ma non è in discussione questa cosa oscena, perché l'educazione sessuale vuol dire far entrare le drag queen, i transgender nelle scuole, per svirilizzarli tutti, per abituarli a 6 anni a essere senza un'identità, senza una sessualità, effeminati, non più maschi, quindi omosessuali di ritorno. E questo è. E la destra fa tutte le crisi isteriche, già Ecco, quelli svirilizzati, attenzione, ce l'avete con me, ma noi Max. stiamo lavorando per voi. Max, te lo sai che in questi La 24, Madonna. lo sai che in questi 24 minuti di chiacchierata noi potremmo aver collezionato dall'Agcom Sì, una quantità di multe esorbitante? Fai pure lo so. 30, 40, 50, 100, 200, 600 mila euro per 3, per 4, per 5. Lo Capisci? so, perché non lo so. Capisci? Mm. No, poi basta, Certo, basta che che, non lo so. basta che un deficiente qualunque all'ascolto segnali all'autority, perché ci sarà anche il canale di segnalazione tipo gli spioni, di segnalazione all'autority, no? Questo ci vuole. Ecco. E Questo ci attenzione, il vuole. Io meccanismo. apposta oggi alzo i toni, perché è proprio quello che hai colto tu. Lo diciamo oggi perché da domani non si può più. Cioè è Ecco, un modo provocatorio. Ma non si può vivere così, però. ma infatti. Allora, alle 10:28 chiudiamo, mi dice la regia, così che possiamo Eh, organizzare tutto quanto il nostro lo collegamento. amiamo. Con lo amiamo, innanzitutto, che lo amiamo sempre di più, perché quello lì è il rappresentante di un mondo che si oppone a quelle robe qua, proprio di base, di radice. Mm-hmm. Secondo, riusciamo a collegarci poi con Andrea Lombardi e con Massimiliano Capitagno, che sarà una bella discussione, secondo me utile, proficua, interessante, perché qua siamo su un crinale che non è tecnico, non è delibera dell'Agcom, non è amministrazione, non è TAR e tutte quelle menate qua. È un crinale molto semplice di libertà, credo che ci arriviamo tutti, no, a capirlo, Max, perché non abbiamo Meno bisogno. quelli che dovrebbero arrivarci. Non abbiamo bisogno di trincerarci dietro ai provvedimenti amministrativi. Qua stiamo parlando Insomma, di dai. una botta notevole, per quello abbiamo intitolato la nostra puntata di oggi un'altra bella botta alla libertà, perché per me è così, ma sono anche molto curioso di Ma capire. vedi che non lo dice nessuno anche nei giornali. No, Ci perché ha provato comunque, un pochino Capezzone in ma modo molto soft, attenzione, quelli non perché non lo, bisogna andare contro la Meloni, ma non lo dice nessuno, quelli nessuno. non lo dicono perché va a pro loro, va a E tanto beneficio loro stanno loro. nei giornali, li dirigono, Ma anche perché, come gli fa ripeto, gioco. un'altra delle robe aberranti che io ancora non riesco a capire è, certo che va a pro loro, va a pro dell'informazione ufficiale, delle grandi testate e via Eh. dicendo, perché quelli hanno un Dove canale. stanno quelli del Fatto Quotidiano, Travaglio? Dove stanno a Sì, infatti, protestare? dove Che ce stanno? l'hanno sempre col fascismo. Per forza, il garante l'ha nominati loro, Eh l'ha sì, nominato certo, è Conte. roba di Conte 2. Buffoni. Conte 2 voleva dire 5 Stelle PD, Eh. per essere sintetici, Bravi, no? fate propaganda a Putin, Mm. fate propaganda ad Hamas, bravi. Sì, perché quella è la libertà di stampa. Comunque, Quello si può, ecco. Max, noi abbiamo adesso la piccola pausa, quindi chiedo alla regia, a Simone e Simone, che sono una coppia, non è una persona sola in regia,
di mandare il primo brano. Nel 1940, proprio oggi... Come Franco IV e Franco I. Franco IV e Franco I. Allora, il 13 novembre del 1940 veniva presentato al Broadway Theatre di New York, in anteprima, debuttava il film celeberrimo Fantasia di Walt Disney, con quella splendida colonna sonora musicale che noi così spizzichettiamo in attesa di Lo amiamo. E dopodiché abbiamo con noi Andrea Lombardi, oltre a Max Del Papa e anche Massimiliano Capitani. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi come la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E dopo questo bagno nella realtà pienamente novecentesca, Acerbis for President, ritorniamo in onda
Come vi dicevo, adesso entriamo nel vivo della nostra discussione di stamani. Io a questo proposito voglio ringraziare, ne accennavo prima, Andrea Lombardi, che è in collegamento con noi. Abbiamo già citato prima il suo canale YouTube, dove trovate tutti gli altri link che corredano la sua attività. Non essendo giornalista, fa un ottimo lavoro giornalistico. E poi con noi, e lo ringrazio davvero perché è stato coinvolto all'ultimo ieri sera, quando abbiamo finito di approntare la trasmissione, Massimiliano Capitano, che è componente dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione, che molte ascoltatrici e ascoltatori conoscono e ricordano, e che ringrazio in particolare. Buongiorno Massimiliano, ci diamo del tu per antica conoscenza e per efficacia comunicativa attuale. E grazie per essere con noi. Allora, abbiamo introdotto prima con Max Del Papa, che è il terzo partecipante a questa discussione, e che ha fatto un articolo sul suo blog intitolato Ferocemente, dedicato a questa questione, il registro degli influencer. Io lascio subito la parola ad Andrea Lombardi per illustrare, lo ha fatto in una trasmissione, in una puntata del suo Pantoprazolo, della sua rubrica sul suo canale YouTube, che abbiamo linkato nel nostro post sul Facebook della radio. Ha spiegato passo passo i contenuti di questa delibera. Qui non abbiamo più il tempo per ripercorrere passo passo i contenuti della delibera, ma Andrea, intanto buongiorno, grazie anche a te. Io coglierei l'occasione per fare in modo che tu possa rappresentare a Massimiliano Capitano dell'Authority quali sono i punti critici di questo provvedimento dal tuo punto di vista e anche operativo, perché tu ci vivi. Io ho visto anche una discussione, questa normativa si applica a chi appunto ci guadagna e ci vive del suo lavoro sui social, su YouTube, eccetera, o no? Da come si è scritta la delibera mi pare di no, non è quello uno dei criteri rilevanti. Non importa che tu guadagni poco, tanto o nulla, importa che tu abbia un certo numero di follower o faccia un tot di visualizzazioni mensili. Dopodiché sei in tutto equiparato sostanzialmente a un editore. Per te valgono le normative nazionali contenute nel testo unico sui servizi media audiovisivi. Però non spreco altre parole, lascio a te di esporre a Ti correggo Massimiliano su una cosa. i punti. Sì, Sì, credo prego. che in realtà è abbastanza definito che chi fa questa attività senza scopo di lucro, senza diciamo sostanzialmente un intento professionale, non rientra nella definizione che danno loro. Poi mi correggerà il dottor Capitano nel caso, però a me non pare che rientri nella definizione di influencer, perché prima viene definito l'influencer, poi viene definito l'influencer rilevante, che è chiaramente un sottoinsieme di questi influencer. Però c'è proprio un punto che in realtà determina l'esclusione di tutti coloro che senza scopi di lucro, senza avere in cambio dell'attività prodotti, beni, servizi, perché c'è anche questa possibilità naturalmente, e senza guadagnare vengono esclusi da questa diciamo definizione, e quindi non vengono colpiti dalle poi regole del codice di condotta, diciamo così, dalle linee guida che poi vengono applicati agli influencer, in particolar modo quelli rilevanti, che sono cioè quelli che raggiungono due criteri che vengono stabiliti, che sono o una quantità di follower minima di 500.000 persone su una qualsiasi piattaforma, quindi non è un valore cumulativo, ma diciamo deve essere raggiunto singolarmente su una qualsiasi piattaforma che viene utilizzata, oppure 1 milione di ascolti medi mensili. Quindi è sufficiente diciamo rientrare in uno dei due criteri per rientrare nella definizione di influencer rilevanti. Ora io tralascerò tutta la parte perché banalmente non mi riguarda, e quindi non sono neanche, non essendo stato neanche molto interessato, non sono molto neanche informato sulla questione che riguarda tutte le questioni pubblicitarie, quindi la correttezza dei messaggi pubblicitari. Va bene, voglio dire, credo che sia l'intento anche assolutamente condivisibile. La cosa che mi preoccupa e in realtà mi spaventa è che io ritengo metta a rischio la mia attività, perché la espone a dei rischi che sono in realtà insostenibili proprio a livello di rischio. È un'altra, e cioè l'applicazione di alcuni principi che mi sembrano allucinanti, applicati. Vabbè, adesso non voglio entrare nel campo dei media, ma mi sembrano allucinanti sicuramente applicati nel campo di un singolo professionista che si occupa di una cosa specifica. Viene per esempio richiesto di garantire una
non meglio definita, cioè un po' fumosa, correttezza delle informazioni. Si applica cioè l'articolo 4,1 lettera C e D del testo unico che tu hai già citato, sì. che richiede obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, nonché contrasto alle strategie di disinformazione. Allora io vorrei rivendicare quello che pensavo essere un mio diritto fino ad oggi, cioè io non voglio essere imparziale. Perché devo essere imparziale? Io non sono qua per fare informazione, non sono il TG1, non sono porta a porta, posto che porta a porta debba essere imparziale, ma io di sicuro non voglio esserlo e ritengo di avere il diritto di non esserlo. Io voglio dire quello che penso io. Non devo rappresentare un'informazione astrattamente obiettiva, imparziale, completa. Io ritengo di avere anche il diritto, viva Dio, di fare quello che si chiama il cherry picking, se lo ritengo necessario. Poi ognuno valuterà moralmente se gli piaccio o non gli piaccio, se mi vuole seguire, se è d'accordo con me, ma perché dovrei essere imparziale? E soprattutto perché dovrei essere imparziale sotto la minaccia di una sanzione amministrativa. Questa è la cosa veramente preoccupante. L'altra cosa che non comprendo, per citare solo 2 esempi, ma che poi sono alla fine una parte fondamentale del nocciolo, che cosa significa che dovrei adottare, sposare un contrasto alle strategie di disinformazione? Perché io non so quali siano queste strategie di disinformazione. Faccio fatica a comprendere il significato di queste definizioni. Di conseguenza, visto che si tratta oltretutto di un codice di condotta il cui mancato rispetto porta appunto, sì, ci saranno immagino delle preistruttorie, delle istruttorie, si potrà discutere prima di giungere ad una sanzione, ma queste cose hanno chiaramente un costo proibitivo per la maggior parte di noi, anche perché fare 1 milione di ascolti non significa fare 1 milione di euro, purtroppo, se no voglio dire saremmo tutti facendo un altro mestiere. Ma in ogni caso non si capisce esattamente che cosa viene richiesto e non si capisce neanche perché io dovrei essere obiettivo. Partiamo da questo che mi sembra il nocciolo della questione, quantomeno per quanto mi riguarda. Ecco, E mi allora taccio. sentiamo Massimiliano Capitanio. Grazie intanto, come ripeto, di essere Grazie a qui voi. e puntualizziamo un po'. Sì, grazie a tutti per l'ospitalità, Giulio, perché ovviamente essendo anch'io, oltre che in questo momento rappresentante dell'autorità, sono anche un giornalista, quindi capisco benissimo le perplessità che stanno nascendo di fronte a un provvedimento assolutamente nuovo. Ci sono altri paesi che si stanno muovendo in quella direzione perché ci sono dei testi di norma a partire dalla vecchia direttiva SMAV, ma il testo unico dei servizi media audiovisivi, anche la normativa sui servizi digitali che chiedono alle autorità di collaborare perché l'ambiente digitale sia il più sicuro e preventivo dei rischi sistemici possibile, si possano avere delle regole condivise. Quindi partiamo proprio dalle basi. Questo provvedimento nasce innanzitutto per regolare prevalentemente l'influencer marketing, non nasce, come è stato scritto più volte, sull'onda emotiva del caso Ferragni, perché l'autorità era al lavoro mesi prima e quindi casomai abbiamo anticipato tutta la bagarre natalizia dei Pandori e quindi giustamente come il dottor Lombardi sottolineava, l'influencer marketing e queste linee guida, il codice di condotta si rivolgono prevalentemente a chi va sui social per vendere dei prodotti oppure promuove dei prodotti che gli sono stati regalati, concessi in forza di contratti. Quindi è un regolamento che nasce per la trasparenza pubblicitaria, quindi vengono messi a terra una serie di indicazioni che tra l'altro valgono da anni per le televisioni e per le radio, perché oggi, che piaccia o meno no, la definizione, chi si rivolge a una platea sterminata facendo un'attività meritoria di pluralismo dell'informazione è equiparato ai media tradizionali e quindi deve anche assumersi una parola a me tanto cara, a volte scomoda, che è responsabilità editoriale, visto che sono nato nell'informazione e quando scrivevo un articolo di giornale o andavo in radio o collaboravo come autore televisivo avevo delle responsabilità e quindi non capisco perché le stesse regole non debbano valere sui social, ma questa è la mia posizione giornalistica
personale. Detto questo, si introducono dei principi di responsabilità, e quel regolamento va a normare prevalentemente la trasparenza pubblicitaria, chiedendo: stai facendo pubblicità, bene, mi metti una sovraimpressione o me lo comunichi, esattamente come fanno le radio e come fanno le televisioni, e poi dall'altra parte adotti una serie di principi di tutela che anche i giornalisti avevano con la Carta di Treviso e altri regolamenti di tutela nei confronti prevalentemente dei minori, ma anche del pubblico adulto, per cui non mi racconti che le medicine per il diabete servono per dimagrire, non mi fai vedere quanto sia bello tagliarsi le braccia come con la sfida della cicatrice francese, una delle tante cose che abbiamo, per parlare di azioni concrete, che abbiamo fatto rimuovere dal web. Non mi fai la sfida delle ustioni o le gare in macchina a 300 km/h, quindi non promuovi dei messaggi che possano mettere in discussione lo sviluppo psicofisico, comunque la sicurezza dei minori e degli utenti. Tema invece più delicato è quello ovviamente dell'hate speech e della libertà di espressione. Se voi sfogliate i provvedimenti adottati negli ultimi anni da Agcom, non troverete nessun provvedimento che vada a sostanziare le perplessità sulla libertà di espressione, sulla divergenza di opinione che vengono sollevati in questi momenti. Ho letto ovviamente tanta rassegna stampa, tante prese di posizione critiche. I riferimenti contenuti nei provvedimenti adottati da Agcom sono i riferimenti legati alle normative italiane e alle normative europee. L'hate speech risponde ovviamente a delle categorie ben precise. Se io prendo di mira in maniera non dico bullizzante, ripetuta, sistemica, alcune categorie, mi scaglio contro un'etnia particolare, piuttosto che contro le persone sovrappeso, piuttosto che, quindi non sto esercitando un diritto di espressione, sto conducendo una campagna di odio che deve essere ovviamente poi dimostrata. A quel punto potrebbe nascere un provvedimento da parte dell'autorità che non si è mai espressa sulle opinioni. Vi invito appunto a sfogliare i provvedimenti dell'autorità per trovare una sanzione, visto che le norme esistevano prima del regolamento degli influencer. Poi faccio anche un piccolo passaggio sulle tempistiche, perché sono curiose. A quel punto viene aperta un'istruttoria che non è onerosa sotto nessun profilo, per cui viene contestato una condotta. A questo punto la controparte ha la possibilità, in maniera assolutamente gratuita e democratica, di esprimere le proprie opinioni. Questa istruttoria viene svolta dagli uffici, che poi la trasferiscono al collegio dell'autorità, che, confrontandosi con una pluralità di opinioni, decide eventualmente di procedere all'atteggiamento, alla diffida, al richiamo o all'eventuale sanzione. Non mi sembra che questo provvedimento, ripeto, metta a rischio chi esprime opinioni anche forti e differenti, perché comunque le istruttorie tutti sono liberi di segnalare all'autorità quello che ritengono inopportuno. Credo, adesso non ho le statistiche in mano perché l'amico Giulio mi ha convocato all'ultimo momento, ma rispetto alle segnalazioni che vengono fatte perché qualcuno critica espressioni in televisione o in radio, non c'è ancora successo, credo, per i social, la stragrande maggioranza sono archiviazioni. A noi periodicamente arrivano segnalazioni di gente che dice: guarda, quello ha detto quella cosa sul conflitto israelo-palestinese, guarda, quello ha espresso quel commento sulla dignità delle donne, guarda, quello ha detto una cosa che potrebbe mettere a rischio. Hanno cantato a Sanremo una canzone che non era adatta ai bambini. Ne arrivano quotidianamente di queste segnalazioni. La maggior parte delle volte sono
sono archiviazioni. Chiudo, perché sono già andato Sì. lunghissimo, dicendo che si è aperto il dibattito oggi perché è stato pubblicato il modulo con cui gli influencer rilevanti che fanno pubblicità o che vendono prodotti devono iscriversi all'albo. La delibera con cui è stato introdotto il regolamento e le linee guida è dell'inizio del 2024. Il percorso è stato condiviso con i rappresentanti delle piattaforme e con le associazioni degli influencer. Ci sono 2 principali associazioni di categoria, quindi questo non è un regolamento sognato calato dall'alto, è un percorso condiviso con tutti gli stakeholder del caso, e in quel sistema, visto che è conosciuto come poi agisce l'autorità, che non è il tribunale dell'Inquisizione o delle opinioni, non sono emerse criticità di questo Ecco, nella delibera c'è genere. tutto ricostruito questo percorso di confronto con le varie associazioni. Però prima di lasciare la parola, perché vorrei che dicessero qualcosa sia Max Del Papa che Andrea Lombardi, io mi permetto di fare un'osservazione. Allora, se diciamo questa qui non si capisce, Max, bene dalle tue parole la necessità di questo provvedimento, perché se sostanzialmente non introduce niente di nuovo rispetto a quello che c'è, non si capisce la necessità di provvedere in questo modo. Secondo, però, permettimi un'osservazione, non so se è campata per aria o se è fondata. A me sembra che qui si introducono multe stratosferiche, no? Su un piano amministrativo. E c'è una disparità di trattamento oggettiva, perché i grandi editori devono rispettare il testo unico, che è un decreto legislativo, una legge, se la vedranno in tribunale e via dicendo. C'è tutto il percorso tradizionale. Se non rispetti la dignità umana, se istighi alla violenza, all'odio razziale, se discrimini, se non sei corretto nell'informazione, te la vedi in tribunale. Qua invece l'individuo singolo, come il nostro Andrea Lombardi, se la dovrà vedere da solo, e per di più su un piano amministrativo, no? Gli arriva la multa, mettiamo, e poi come si fa, diciamo, a valutare se quello che dice Andrea Lombardi istiga o meno all'odio, alla violenza razziale, all'odio, alla discriminazione, se rispetta o meno la dignità umana e se è imparziale, come diceva lui, nell'informazione. Si introducono criteri di valutazione, secondo me, molto generali, che rischiano di diventare arbitrari. Allora, da una parte abbiamo il percorso tradizionale per gli editori tradizionali, dall'altra abbiamo il percorso amministrativo / multe per chi invece agisce magari in maniera individuale. Non ti sembra una sperequazione enorme, insostenibile? È un limite oggettivo? Sarò telegrafico così poi ascolto giustamente le opinioni degli altri. Allora, la necessità è per il fatto che il fenomeno è cambiato completamente, quindi oggi chi ha un audience rilevante è paragonabile non da Massimiliano Capitani o dall'Agico, ma secondo anche alcune indicazioni contenute nella direttiva SMAP, che io condivido, a dei media audiovisivi, quindi deve avere una sorta di responsabilità equiparata. Il fenomeno non era normato, altri paesi si stanno muovendo in quella direzione e stiamo parlando prevalentemente di contenuti pubblicitari. Non è vero che c'è una sperequazione, perché le stesse segnalazioni, ripeto, che potrebbero arrivare nei confronti di un influencer, arrivano già per chi esprime delle opinioni o a volte degli strafalcioni in televisione o alla radio, perché la nostra autorità vigila anche su quel tipo di contenuto, come dicevo pochi secondi fa. Quindi è sottoposto esattamente agli stessi procedimenti che rispondono. Le multe sono stratosferiche perché bisogna fissare per legge un tetto massimo di sanzione. Poi ovviamente la sanzione viene modulata in base alla gravità. Chi sostiene che come si fa a decidere che quello sia un contenuto diffamatorio? Viene aperta un'istruttoria, viene chiesta alla controparte di esprimere la sua valutazione invece su quel tipo di espressione. L'ufficio fa un'istruttoria in cui propone un'archiviazione, una sanzione di minima gravità, media gravità, massima gravità. Il collegio, che è composto da 5 teste pensanti con opinioni differenti, valuta se in quel caso si è valicato il limite della discriminazione nel caso appunto dei fenomeni di hate speech, che non sono una categoria filosofica ma rispondono a delle indicazioni di legge. Allora, io vorrei sentire Max Del Papa, poi Andrea Lombardi, pregandoli di essere sintetici perché il tempo vola, magari ci risentiamo in un'altra occasione e poi continuiamo abbiamo 8 minuti scarsi. Max e Andrea.
Io che devo dire di più? Quello che ho detto prima. Cioè, la morale è ti consento quello che mi pare. Tutto lì. È il principio che non funziona. E d'altra parte questa sorta di attività punitiva già è affidata oggi all'ordine dei giornalisti. Lo sappiamo tutti se facciamo i giornalisti. Evidentemente bisogna incrementarla. È il principio. Cioè, perché io devo passare dall'eventuale indulgenza di un'autorità? Perché non posso dire che Big Mama è sovrappeso e si veste male quando fa la pubblicità perché mi arrivano 600.000 euro di multa o quello che è? Perché 30.000 o 600.000 non è questione di graduare, lo dicevi tu. 30.000 a uno che campa sì e no sviluppando i suoi contenuti, lo ammazzi. Allora, in questi giorni noi stiamo vedendo, dopo il caso Vessicchio, è morto, non si capisce bene, nessuno lo spiega, c'è stato un rilancio della propaganda per i vaccini. Vaccinatevi contro la polmonite interstiziale, vaccinatevi per l'influenza, vaccinatevi per tutto. Se io dico no, ho delle perplessità, non sono d'accordo e dico che dopo i vaccini mi è venuto un cancro, tu lo sai, un linfoma, io devo passare sotto le forche caudine e mi piglio sicuramente la sanzione perché, come diceva Andrea, che significa l'informazione responsabile? Che significa la lotta alla cattiva informazione, alla disinformazione? Questi sono tutti dei concetti volutamente lasciati vaghi. Quindi se dici qualcosa che sgarra, vai in procedimento. Ma non è questa la responsabilità. Le leggi c'erano già. Ecco, le leggi... Negli altri paesi si fa dappertutto. È certo che si fa dappertutto perché il disegno è chiaro, è generale. Prendo atto che anche chi ieri era così, diciamo, contro il sistema, a favore della libertà, oggi è nel sistema e quindi la libertà va normata, va regolarizzata, va messa a posto con la burocrazia punitiva. Non è che devo dire altro. Allora, Andrea, poi Massimiliano Capitagno. Sì, io credo che qua ci sia una sovrapposizione tra l'altro di piani che sono veramente una follia, perché le piattaforme fondamentalmente loro sì dovrebbero essere richiamate ad un principio di responsabilità editoriale, poiché sono loro che stabiliscono cosa può essere pubblicato, cosa no, cosa ha la priorità, cosa no, cosa finisce in prima pagina, in seconda pagina, in quinta pagina, in settima pagina. E quindi diciamo che se vogliamo rimanere su YouTube, è YouTube che dovrebbe essere richiamato ad un principio di responsabilità, visto che si permette di decidere cosa va bene e cosa va male. In secondo luogo, la pluralità dell'informazione è rispettata a livello appunto di piattaforma sistemico, cioè ci sono io, c'è quello che come me vede le cose dalla parte politica opposta, quell'altro che dice una cosa dice un'altra. Qua io sulle parole del dottor Capitano posso anche in parte concordare. Il problema è che quando poi apro il PDF e leggo le linee guida, mi accorgo che qua non è che sia necessario per forza dire ho comprato questa cover, compratela anche voi, dove in un messaggio pubblicitario possiamo anche essere d'accordo che ci debbano essere delle norme più restrittive rispetto all'espressione di un'opinione, all'analisi di un fatto, eccetera. Ma qui, quando leggo la delibera e leggo gli allegati, mi accorgo che in realtà è sufficiente esercitare questa attività a scopo di lucro generico, sia che pubblicizzi prodotti, servizi oppure no, semplicemente che io campo per le mie opinioni e la gente mi sostiene per questo, o YouTube decide di mettere lui delle pubblicità su dei miei video su cui poi mi dà una percentuale di quella fetta di torta. È sufficiente questo perché mi si applichino queste regole. Qua c'è scritto così. E ancora io non ho capito quali sono le strategie di contrasto alla disinformazione e che cos'è una informazione corretta e imparziale. E quindi comunque continuo a non capire che cosa devo fare per non essere anche solo astrattamente potenzialmente sanzionato. Andrea, tu ti senti comunque la spada di Damocle sulla crapa, sulla testa, giusto? Sì, onestamente sì. Massimiliano Capitagno. No, ma posso dire un'ultima cosa, prego, poi Max, dopo mi taccio. prego, Max. Cioè, si poteva fare una cosa molto semplice, chiamare le cosiddette piattaforme a responsabilità. Esatto. Invece le piattaforme, vedi caso, sono proprio quelle, YouTube, Facebook, che hanno rivendicato una comunicazione / informazione faziosa e falsa proprio in tempi di pandemia. Ci ricordiamo tutti Zuckerberg quando ha detto ho falsificato sistematicamente l'informazione scientifica perché me lo chiedevano la Harris e Biden, l'amministrazione DEM americana. Questi non pagano, questi rivendicano. YouTube, non ne parliamo,
Dopodiché si sanziona il povero Cristo che fa i contenuti. No, Questo che adesso è rivendicano, allucinante, no, adesso Andrea? rivendicano il contrario, no? Rivendicano il free speech. Sappiamo E che hanno c'è la abolito 2000 la direttiva 31/2000 che diciamo che solleva le piattaforme dalla responsabilità editoriale quando ci sono ricorrono determinate, che poi non vengono mai rispettate in realtà queste cose, per cui vabbè, ma questo è un discorso che è molto più ampio dell'Agicom in realtà. Sì, certo. Allora, Massimiliano, capitano, ci mancano proprio 2 minuti. Però è un discorso molto affascinante, perché essendo io invece molto affezionato al concetto di libertà di espressione, di opinione, e cerco di poi tradurlo effettivamente anche nell'attività che faccio. Innanzitutto vi do la notizia, anche se di qualche anno fa e anche di qualche mese fa, che l'autorità per la prima volta ha iniziato a sanzionare anche le piattaforme in base al principio di responsabilità editoriale, soprattutto quando i contenuti erano sponsorizzati in caso di truffe, violazioni di normative come quelle legate al gioco d'azzardo, perché comunque questa è una delle battaglie madri che vanno combattute, e se prima tutti quelli che giustamente sono favorevoli alla libertà di espressione sulle piattaforme hanno sempre cavalcato l'onda che quelle piattaforme non dovessero essere regolate per consentire il liberi tutti, prendo atto che finalmente anche all'interno di queste correnti di pensiero si condivida la necessità non di fare una battaglia, ma di costruire un percorso di regolamentazione che porti all'introduzione di un concetto di responsabilità editoriale anche in quelle piattaforme, ma non è il mio mestiere, lo deve fare il legislatore. Vi sottolineo solo a livello di alert che qualora qualcuno dovesse chiedere alle piattaforme di fare quel tipo di lavoro di impostazione editoriale, poi a questo punto le grida di allarme, le maschere di ferro che vengono additate alla nostra autorità verrebbero poi rimbalzate sulle piattaforme, che verrebbero accusate, alcune volte già lo sono, di oscurare, indicizzare, relegare la tipologia di contenuti. Sarà utile rifare questo dibattito tra qualche mese, quando documenti alla mano, oppure prossimamente vi porterò magari qualche esempio dei pochi provvedimenti che sono stati adottati nei confronti delle trasmissioni televisive, per dimostrare come un giusto dibattito anche allarmistico sui pericoli della libertà di espressione va fatto, che le norme e i regolamenti vanno scritti facendo riferimento a quali sono le direttive, ma a me, che sono anche un praticone brianzolo, piacerà tra qualche mese vedere e rassicurare l'applicazione di questo regolamento, e quindi a questo punto ci confronteremo se, dati alla mano, qualche provvedimento dell'autorità che deve rendere sicuro un sistema digitale dove veramente ci sono problemi molto seri, ha minato la libertà di espressione. Allora, non riesco a quantificare, Giulio, chiudo, sì. quale potrebbe essere un esempio di informazione distorta. Se io mi metto a raccontare la seconda guerra mondiale dicendo che i campi di concentramento erano gestiti dai russi, quella è un'informazione evidentemente falsa, e se io costruisco un documentario dicendo che i campi di concentramento in Germania erano gestiti dai russi, quello è un caso in cui l'autorità potrebbe però, intervenire. Massimiliano, mi prendono per scemo ed è finita lì, perché so scemo, no? Quello è elementare, non ho bisogno di un apparato repressivo per questo, no? Credo io. Però voglio chiudere intanto aggiornandoci, perché siamo alle 11.01, e ringraziandoti veramente per questa presenza che hai garantito all'ultimo minuto. Però primo ci risentiamo, come dicevi tu, con calma, perché questo tema qui l'abbiamo solo parzialmente affrontato. Secondo, volevo chiedere ad Andrea, tu hai fatto una trasmissione illustrando i contenuti della delibera di cui stiamo parlando, intitolata È finita, sei della stessa opinione? E terza cosa, ricordo il nostro Max del Papa, che ha scritto un libro che è completamente in argomento con questa discussione: Schiavi, la degenerazione della democrazia liberale e il ritorno dell'autoritarismo paternalistico. Lo trovate su Amazon, leggetevelo, si legge d'un fiato. Allora Andrea, è finita?
Potenzialmente, poi sai, non è finita finché non è finita del tutto, però diciamo che gli ingredienti ci sono, ecco, la bomba è confezionata, vedremo se la spoletta la farà saltare oppure no, però sì, secondo me gli ingredienti ci sono. Allora, vediamo che poi di risentirci con Massimiliano Capitanio, che ci dovrà dimostrare che la bomba non esiste e che non c'è nessun rischio di chiusura del canale di Andrea e degli altri. Chiusura preventiva anche, perché uno dovresti assumere un po' di avvocati se le cose vanno come dici, no? E come si presume che possano andare. Il costo Intanto, sta in quello, non nel fatto che mi chiedano dei soldi per partecipare all'istruttoria. Questo è grazie che gratis, meno male. Il fatto è che chiaramente va affrontata con la dovuta serietà e approfondimento, e quindi la cosa diventa molto onerosa non in è, diversi non, termini, non è che non ci solo vai, non è economici. che ci vai come Renzo Tramaglino coi polli sotto braccio. Comunque, andiamo a chiudere. Io ringrazio Massimiliano Capitanio, Max Del Papa, Andrea Lombardi. Ci aggiorniamo, perché questa roba qui è interessante, la Ottimo. frontiera è interessante. Grazie a tutti.